Bentornati a tutti alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me ci sono anche Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all'attacco degli Stati Uniti e Israele all'Iran. Khamenei è stato dichiarato morto e per la prima volta il regime è senza testa. Sì, perché è da decenni che il regime di Khamenei tiene il popolo iraniano sotto una vera e propria morsa di ferro. Parliamo di libertà negate, donne lapidate per un velo fuori posto, giovani massacrati nelle piazze quando anche solo osano ad alzare un po' la voce. E ora, mentre il popolo iraniano festeggia dopo gli attacchi di Trump, festeggia per la libertà, festeggia per una vita normale, per poter respirare anche senza la paura costante di finire in una cella o anche peggio, certi ambienti della sinistra occidentale, quelli che di solito non perdono, insomma, occasione per parlare di diritti umani, di oppressione, di patriarcato, improvvisamente diventano muti sulla vicenda o peggio ancora, dicono che è colpa dell'America, che è colpa di Trump che non si deve permettere, che ha secondi fini, che non può vigere la legge del più forte. Allora, se i diritti valgono per tutti, per le ragazze iraniane che rischiano la vita per non portare il velo, per loro non valgono quei diritti? E per i ragazzi che manifestano contro la corruzione e la miseria, quei diritti forse non valgono? E allora oggi ne parliamo senza filtri e lo facciamo con i nostri ospiti. Abbiamo Pier Francesco Maiorino, consigliere regionale Lombardia e capogruppo PD, Andrea Borello, influencer geopolitico, e Roberto Donghi, presidente consiglio comunale di Seveso. E allora io inizierei proprio da Andrea Borello. Dunque, i progressisti promuovono il femminismo, difendono in generale le minoranze, le donne, e ora che il regime, che quelle donne e minoranze opprimeva, è stato colpito duramente, perché la sinistra si schiera dalla parte di quel regime? Dalla parte del regime iraniano. Perché nonostante i festeggiamenti degli iraniani felici, anche tra l'altro nelle piazze, nostre italiane, per la morte di Khamenei, perché la sinistra si schiera contro? Non siamo forse davanti a una grandissima ipocrisia? Ma io penso che non sia vero che la sinistra si schiera contro. Nel senso, non so dove tu abbia visto qualcuno di sinistra, parliamo della sinistra parlamentare quantomeno, dire: sono triste che sia caduto il regime, ero con Khamenei. Penso che nessuno l'abbia detto. Non è vero che la sinistra era con il regime degli Ayatollah. La sinistra semplicemente, secondo me, ma non è neanche un discorso di destra o sinistra, secondo me è più un discorso di buonsenso, non applicare due pesi, due misure. Nel senso, se noi scegliamo che rispettiamo il diritto internazionale, poi so che per alcuni di destra vale fino a un certo punto, però se noi scegliamo che rispettiamo il diritto internazionale e poi da un lato, giustamente, quando Putin attacca un paese terzo, l'Ucraina, ci schieriamo contro Putin, mandiamo dei finanziamenti al paese aggredito e quant'altro, poi l'Ucraina è un paese democratico, è diverso, però condanniamo l'aggressione a uno Stato terzo, c'è una certa ritrosia, quantomeno, ad appoggiare un attacco ad un altro paese terzo, anche se fatto da un attore diverso, ovvero dagli Stati Uniti contro l'Iran. Anche perché, e qui c'è una grande ipocrisia di chi, secondo me, come te, dice la sinistra è con gli ayatollah. I modi per attaccare l'Iran, il regime degli ayatollah, secondo il diritto internazionale c'erano, ci sono. Si può passare attraverso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Si possono costruire tanti tipi di operazione, anche a carattere militare, che sicuramente non prevedono di attaccare un paese da un giorno all'altro, dimenticandosi peraltro del nostro ministro della difesa a Dubai, senza prima avvisare quantomeno gli alleati. Per cui ci sono tanti modi di fare delle operazioni. Sicuramente Trump ha scelto uno dei modi più sbagliati che ci potessero essere, perché questa è veramente la conferma che vige la legge del più forte, ok? Invece non dovrebbe vigere la legge del più forte, anzi, proprio i più forti, se sono dei più forti illuminati, come spesso si dipingono negli Stati Uniti, dovrebbero uniformarsi a dei metodi diversi di gestire la politica internazionale. Non so se ti soddisfa come risposta. Penso che la tua domanda sia un po' Vo fuorviante. io voglio
Beh, voglio sentire però Francesco Borgonovo su questo, sulla legge del più forte, perché sai, Ma è io vero, ci so prego Francesco. apprezzo molto lo sforzo retorico, e mi prendo la parola perché poi mi piacerebbe che fosse anche Maiorino a rispondermi, che so essere, come dire, pur nelle idee diverse, intellettualmente onesto. Allora io dico la mia. Posto che io sono uno di quelli che dai giornali di destra verrebbe probabilmente definito come un amico degli ayatollah, visto che io penso che non si debba andare a casa degli altri a bombardare, perché semplicemente per la banale considerazione che non vorrei che qualcuno venisse a bombardare a casa mia, e che se basta una manifestazione per l'economia che non funziona, allora voglio dire, se dovessimo basarci, ecco, sui comunicati del PD, gli Stati Uniti dovrebbero bombardare l'Italia, e se dovessimo basarci sui comunicati stampa di Fratelli d'Italia, e di nuovo Trump dovrebbe martellare con le bombe a grappolo le sedie del Partito Democratico sparse un po' in tutta Italia. Quindi a me non piace l'esportazione della democrazia, ehm, non mi piace l'imperialismo, non mi piace tutta questa roba qui. Però mi rendo anche conto che poi, al di là di quello che piace o non piace a me e della morale, esiste la realtà. E la realtà ci dice che sul piano geopolitico, i più forti non da oggi, da sempre hanno fatto ciò che volevano. Il diritto internazionale forse è esistito, non lo so, per qualche giorno, un paio di centinaia di anni fa, ma adesso, come io amo ripetere, il diritto internazionale è invidia del pene, cioè lo invoca chi non è in grado di imporsi con la forza. Tant'è che Donald Trump e Netanyahu non si degnano nemmeno di alzare il telefono e avvisare non solo i nostri ministri, ma quelli di tutta Europa. E hanno sempre fatto così. Poi che abbiano un'ottima macchina di propaganda e ci raccontino che vanno a buttare giù i dittatori e fare difendere la civiltà e combattere il terrorismo, tutto bello, o come Obama che zitto zitto si è preso il premio Nobel, poi dopo ha fatto i conti con la Siria e con altri come gli pareva lui, lo stesso Biden, insomma, cambia poco, diciamo, tra democratici e repubblicani. Trump ha il discutibile pregio dell'onestà e del cinismo, dell'onestà nel senso della chiarezza in quello che fa, cioè andiamo e distruggiamo. Poi stavolta provate a impapocchiare qualche scusa, ma non è finita. E il mio dubbio, che condivido con sofferenza, e metto lì senza voler puntare il dito sui soliti comunisti che vanno in piazza con gli ayatollah. Io dico, non vorrei vivere in un regime come quello degli ayatollah per niente al mondo, però mi chiedo anche, esiste un altro modo che non sia quel tipo di intervento per far sì che poi le donne possano ottenere ciò che chiedono in piazza? A parte che sull'Iran dovremmo togliere un po' di pregiudizi, cioè in Iran le donne da un po' di tempo a questa parte, nonostante la legge rimanga, vanno in giro anche senza velo, ci sono donne che occupano incarichi all'università, io personalmente ne conosco alcune, si sta peggio in Arabia Saudita, che è alleata degli Stati Uniti, di Israele e pure nostra, si sta peggio per certi versi, non si sta molto diversamente che in Turchia, eppure la Turchia fa parte della NATO, quindi c'è una grande ipocrisia. Al netto di questa ipocrisia, ammettendo pure che gli ayatollah schiaccino la loro popolazione, le minoranze, gli ebrei, gli omosessuali, le donne, tutti quanti, e allora delle due l'una, cioè o si finge di dire ma sì, parliamone all'ONU, facciamo due comunicati per l'Unione Europea, cose che sono state fatte a bizzeffe e non sono servite a niente, oppure si dice cavoli, è arrivato questo, ha fatto fuori qualche centinaio di palandrane e ha restituito la libertà a un popolo. Delle due l'una. Io ho molti dubbi su quale parte scegliere, però almeno che non ci si racconti fra di noi queste favolette qui. Ecco, Maiorino. Ma la prendo da un'altra angolatura ancora, nel senso che io condivido alcune cose che diceva prima Andrea Borrello, però metto altra carne al fuoco. Cioè, secondo me il punto è un po' un altro. Personalmente ho partecipato a 12, se non vado errato, se le ho contate correttamente, manifestazioni anni fa
contro il regime al grido di donna, vita, libertà, al fianco della comunità iraniana presente nelle nostre città, in gran parte in quel momento ragazze e ragazzi, studentesse e studenti del Politecnico, piuttosto che persone che vivono nei nostri territori, nelle nostre comunità, che ponevano, l'hanno fatto in tutta Europa, un tema, io credo, sacrosanto di rispetto dei diritti umani e di lotta per la libertà. Quindi sinceramente, diciamo, non credo, e come ho fatto io, l'hanno fatto in vari altri, cioè non credo che il punto sia quello di capire dov'è la sinistra italiana, un dibattito veramente minimale in questo contesto. Il punto è un altro, cioè si è massacrato in questi anni la logica del multilateralismo, l'Europa è riuscita a suicidarsi in maniera terrificante sulla politica esterna, estera, è un'unione che riesce a fare alcune cose positive o negative, a volte anche positive, al proprio interno è debolissima nella cosiddetta azione esterna, e Trump e Netanyahu ci hanno messo di fronte a un paradosso, cioè volete tenervi il regime, ve lo tenete. Non volete, l'unico modo per cancellare il regime iraniano può essere questo. Però è un bivio di fronte al quale noi non possiamo costringerci, perché noi, cioè io mi rifiuto di credere che le uniche 2 strade possano essere queste, debbano essere queste. Non solo per una logica di diritto internazionale, ma perché io credo che si dovesse, ad esempio, in questi anni fare una straordinaria guerra diplomatica e commerciale al regime iraniano, ed è colpa dell'Europa che non si è fatto, è colpa della comunità internazionale che questa strada non si è tentata, e però c'era questa possibilità per portarla avanti e io credo colpevolmente non si è realizzata. E oggi allo stesso modo non si possa accettare la terza guerra mondiale a pezzi, per dirla con Papa Francesco, perché non siamo solo in un momento in cui discutiamo del destino dei Khamenei, che certo io non piango e non rimpiango, o di quello che viene dopo Khamenei. Qua siamo di fronte al fatto che siamo nel pieno di un conflitto in Medio Oriente che si potrà ulteriormente allargare. Non è che siamo davanti semplicemente a un dibattito: come facciamo saltare i vertici del regime islamico iraniano? E tutti, io credo, quelli che hanno a cuore i diritti e la libertà devono augurarsi un esito di questo tipo. Poi deciderà il popolo iraniano, deciderebbe il popolo iraniano sul dopo, ma dobbiamo tutti serenamente augurarci una strada di questo genere. No, siamo in un contesto diverso, siamo di fronte a un conflitto che durerà settimane e mesi, che tra l'altro ha portato alla morte di ulteriori civili, un conflitto in gran parte alimentato da quel pazzo genocida, anzi tolgo il pazzo, dal genocida Netanyahu, che è il vero artefice di questa operazione, da questo punto di vista secondo me ancora più di Trump in questo caso, e che ci porta ad un futuro ricco di incognite su quell'area. Questo deve essere, è per questo che ci si dovrebbe fermare, tornare ad una logica multipolare, cioè vuol dire multilaterale, cioè ridare forza all'ONU. L'Unione Europea dovrebbe esprimere una voce decente, cosa che non fa per sue colpe, Cioè lo dico e poi chiudo. È qui che dovremmo stare, non questo è il punto, e per questo l'ha detto, io credo, molto bene il pontefice attuale, dicendo non arrendiamoci di fronte a questa, ha usato parole molto forti, voragine nella quale siamo. Questo è il tema. Siamo tutti d'accordo su questo e io Però se se fosse siamo d'accordo bisognerebbe fermare l'azione, innanzitutto sì, l'azione di guerra che si è prodotta. c'è però un punto su questo tema. Noi non possiamo, anche, come dire, strategicamente, è vero, come diceva prima Morello, che tutta la sinistra, cioè nessuno ha detto evviva, ci dispiace che l'Ayatollah se ne sia andato, no? Ci sono persino altri imam che condannano l'Ayatollah, cioè non è che sia uno graditissimo.
Però se ci diciamo, come ci siamo detti per 4 anni, che Putin è Hitler, che Putin non deve vincere, che ci sono le forze, che va combattuto fino all'ultimo uomo, allora questa retorica qui cosa porta? Porta a dire: chi è che dà il petrolio ai cinesi, chi è che dà l'energia e il supporto ai cinesi? Il Venezuela, e quello va a colpire il Venezuela, l'Iran, e quello va a colpire l'Iran. Cioè è lì il punto. La mia unica rimostranza nei confronti di un certo discorso di sinistra è semplicemente questa: va bene i diritti, va bene le cose, però lo sappiamo come va a finire. Sappiamo che se tu vuoi la democrazia in Ucraina e salvarti dal dittatore, allora ti metti sotto l'ombrello degli Stati Uniti, e questo è il modo in cui funzionano le cose. E allo stesso modo, se tu vuoi la libertà, la democrazia e le rivoluzioni, che poi finiscono sempre male, allora c'è l'intervento militare, presto o tardi, perché è tutto bellissimo, ma l'Unione Europea e l'ONU le sanzioni le fanno. L'Iran ce le aveva le sanzioni, non è che si è servito a granché, e il punto poi non è nemmeno il velo, il punto è il petrolio e la Cina, e questo è il punto. Facciamo aggiungere una cosa a Borrello, poi interviene Donghi a trarre delle conclusioni. Sì, in maniera molto rapida. Tu prima, Francesco, dicevi che parlavi della sindrome del pene piccolo, no? Il diritto internazionale che serve per aiutare chi non Ho c'ha detto l'invidia del pene, poi vabbè, ho però detto l'invidia potrebbe del pene, poi ognuno, diciamo, la si può declina a declinare in seconda della tanti sua modi, adesso non sensibilità. Io non voglio ricordavo fare le parole esatte. ilazioni. Però, insomma, il concetto è più o meno quello, ovvero se io non riesco a difendermi da solo perché c'ho uno che ha più cannoni di me, allora invoco il diritto internazionale, dicono lui è brutto e cattivo, condannatelo. Però è esattamente il motivo per cui il diritto internazionale è stato inventato, secondo me, nel senso, se noi non vogliamo vivere in uno stato di natura obesiano, no? Per andare a buttarla anche sul teorico, in cui prevale solo la legge del più forte, a prescindere dai principi comuni di vivere comune che uno si può dare, allora semplicemente funziona come dicevi tu, cioè il diritto internazionale non solo non ci interessa rispettarlo, ma non ci interessa neanche averlo. Nel momento in cui la maggior parte dei paesi, anche se forse non i più forti, si siedono a un tavolo e si scelgono di dare delle regole comuni, che peraltro gli Stati Uniti hanno contribuito a dare dopo la fine della seconda guerra mondiale. E anche se gli attori più grandi non le rispettano, non vuol dire che queste regole finiscono di esistere, no? E la dimostrazione, secondo me, è che Putin oggi non esce sostanzialmente dalla Russia per venire in Occidente. Netanyahu stesso, gli unici 2 paesi occidentali in cui ha messo piede sono gli Stati Uniti e l'Ungheria di Orbán, che è uscito dalla Corte Penale il giorno stesso in cui Netanyahu arrivava. Per cui il diritto internazionale vale fino a un certo punto, diceva Tajani, secondo me vale fino al punto in cui noi scegliamo di farlo valere. Da questo governo io non ho mai visto una particolare affezione per il diritto internazionale, cioè hanno rimpatriato i criminali di guerra ricercati dall'Interpol, e hanno sempre solidarizzato con Putin, con Orbán, con Netanyahu, e a me sembra che oggi il fatto di costruire un po' questo immaginario che sta costruendo la destra di sinistra vicina agli ayatollah sia quasi un modo per trovare anche un cattivo da appioppare alla sinistra, nel senso la destra si è beccata tutta una serie di cattivi, Salvini metteva le maglie con Putin e Putin è diventato un cattivo, andavano a stringere le mani a Netanyahu e Netanyahu è diventato un cattivo. Serve dare anche un cattivo alla sinistra, e mi sembra quasi che sia più la destra che si stia inventando un'alleanza ayatollah sinistra più di quanto in realtà non esista nel mondo reale. E chiudo con un'ultima riflessione. Tu prima dicevi un discorso sulla democrazia. Io mi chiedo fino a che punto l'interesse di Trump fosse la democrazia. Cioè, non mi piace presentare Trump come nessuno. Non possiamo presentare Trump come il liberatore delle donne quando la democrazia era l'ultima. Ci dobbiamo fermare un secondo. Ci dobbiamo fermare un secondo perché abbiamo una pausa, però punto, mi permetto solo, poi dopo riprendiamo subito con Donghi e Massimo e dopo gli altri. Mi permetto che della democrazia fregasse qualcosa a qualcuno non vale, cioè voglio dire, forse da Woodrow Wilson in avanti potremmo dire che negli Stati Uniti della democrazia non fregava niente a nessuno. Poi, perdonatemi di nuovo, in effetti la sinistra e i cattivi ayatollah un pochino negli anni se li è intestati,
per me Ma non sono quando? così cattivi come li dipingono. Avvocato, Non so, Borgonovo, non ero io. Il Partito Comunista francese andò in visita presso Il l'Ayatollah e lo partito- celebrò io sul vi devo giornale fermare un di attimo. Michel, vedi, guardate. Fermiamoci, Partito fermiamoci. Comunista francese, non ci andavamo Vi d'accordo devo- neanche nel 56. Mi spiace col per voi, Vi però devo è la fermare, sinistra, vi devo non è. fermare, studi un po' vi di devo più la fermare un storia, attimo dai. perché dobbiamo dare un Sì, adesso secondo. ci arriviamo, Maiorino. fermi dare un tutti. Dobbiamo dare un secondo in pausa, ci fermiamo un attimo, ma riprendiamo appena subito. نعاول كل يوم نشوفنا الكوميشتاتو يشوفتوا والكل في العالم عنده يشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنت واش نشرب نشتنت واش نقول ما يشتغلوا La fantasia dei popoli che è giunta fino a noi non viene dalle stelle. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le panchine sono piene di gente che sta male. Oh, Patriot to arms. Oh, engagez-vous. La musica contemporanea mi butta giù. No, 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 no. L'Ayatollah Khomeini per molti è santità, a pochi sempre all'amo. Le barricate in piazza le fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso. Chi vi credete che noi siamo? Per i capelli che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Oh, Patriot to arms. Oh, engagez-vous. La musica contemporanea mi butta giù. No, 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 no. L'impero della musica è giunto fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumo e raggi laser. Se le pedane sono piene di sceni che si muovono. Patriot to arms.
contemporaneo mi butta giù, oh, Patriot drums. Rieccoci qui, la Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati, Pier Francesco Maiorino, Andrea Borello e Roberto Donghi. E allora, Francesco, ti stavano insomma chiedendo Sì, in no, quale io dico, contesto... io sono al di sopra delle parti, proprio vendere a destra e a sinistra non mi frega niente, quindi io posso dire serenamente, uno, che gli Ayatollah non sono così demoniaci come vengono dipinti, e neppure lo era Ahmadinejad, di cui si è dette peste e corna. Sicuramente sono diversi da noi, ma bisogna imparare a rispettare anche la diversità. Se la diversità non ci piace, tant'è che pensiamo che sia violenta, intollerante, e vogliamo il rispetto dei diritti umani, che sono una costruzione totalmente occidentale, quindi vogliamo la globalizzazione occidentale, l'esportazione della democrazia, bla 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 bla, tutte queste cose, allora ci dobbiamo anche far andare bene i gesti un po', diciamo così, feroci di quelli che la retorica dell'esportazione della democrazia, in sfumatura più o meno forte, l'hanno sempre portata avanti. Sugli Ayatollah ricordo che, al di là del Partito Comunista francese, il Corriere della Sera all'epoca della rivoluzione ospitava gli articoli di Michel Foucault, che era inviato del Corriere della Sera per celebrare la rivoluzione degli Ayatollah. Fu interpretata da una larga fetta della sinistra, deprecata poi dalla famosa canzone di Battiato, no? L'Ayatollah Khomeini. Adesso non la canto per evitare scomuniche, ma diciamo c'è stata una simpatia, così come c'è stata una simpatia da parte della destra radicale, quindi non nascondiamoci dietro le cose. Però stiamo parlando di quel tempo. Sì, però anche oggi, cioè, okay. Sì, ma i Rimasugli noi dobbiamo, il grande dilemma, lo dico anche a Donghi, che è un vero liberale, no? Lo evinco dalla sua gentilezza e dalla sua eleganza. O vogliamo il mondo tutto come casa nostra, in cui ciascuno può fare le cose, e allora c'è l'esportazione della democrazia, oppure rispettiamo le differenze, il multipolarismo, l'alterità, e l'alterità è fatta anche di cose che non ci piacciono. Io non vorrei mai vivere nel mondo delle Ayatollah, però riconosco che sono anche sostenuti da una parte degli iraniani, altrimenti non sarebbero durati così tanto. Questo è vero. Donghi e poi gli altri. Grazie come sempre per l'invito, mi fa piacere essere qui a dibattere di questo tema che poi appassiona molto. Ne ho sentite tante, brevissimamente, cercando un po' di rivedere su tutto, nel senso, sì, anche io non credo minimamente che l'omologazione del mondo sia un valore, come penso che è giusto che siamo tutti diversi in Europa, pur essendo tutti uniti con la propria storia, la propria tradizione, è giusto che sia così nel mondo. Però dall'altra parte mi pongo anche il tema del bisogna volerla quella diversità. In quel caso non era propriamente così, e anche quando non è propriamente così, non stiamo parlando di un paese che era lì a farsi tanto gli affari suoi. Aveva dei programmi politici che erano abbastanza problematici per quella che è la sicurezza nostra occidentale. Poi uno può dire è un atteggiamento ipocrita. Io ricordo Filippo Daverio che diceva l'ipocrisia è soltanto una scala di misura, finché uno riesce a conviverci va benissimo. Io penso che tra la legittimità, però non data dal voto, di un regime un po' anacronistico e la mia sicurezza, conti di più la mia sicurezza. Poi posso sbagliare, va bene. Sta di fatto che con questa operazione, grazie al cielo, cara grazia, che c'è finito anche dentro il grido di libertà e di democrazia che un intero popolo, quasi unanimamente, perché comunque insomma l'abbiamo visto, ha manifestato in questi mesi e negli ultimi anni. Non credo minimamente che il nostro governo non sia a favore dei diritti umani, tanto che avrà fatto gli accordi, avrà anche rimandato in Libia un colonnello di milizie che ai tempi contavano molto e quindi purtroppo di cose era necessario rimandare indietro, però è anche quello che ha fatto rientrare tante persone, tra le quali persino Ilaria Salis. Ma al di là di questo, è vero, io non penso che Pier Francesco Maiorino, che cito come rappresentante del Partito Democratico, sia in linea con Foucault, almeno voglio sperare, perché comunque quella cosa ci fu e su alcuni soggetti un po', come dire, nostalgici tira ancora come narrazione.
Non penso che il Partito Democratico sia un fiancheggiatore dell'Ayatollah, però penso una cosa, è un po' come dire non sono fascista però. Se uno di destra dice non sono fascista però i treni arrivavano in orario, è giù, ecco il riconoscimento del fascismo. Era stesso principio che allora bisogna approvare. Non sto con l'Ayatollah, però il diritto internazionale, cioè 80 anni fa si sono lamentati perché ci ha messo 6 anni a fermare il pittore di Braunau sull'Inn, invece in questo caso la diplomazia ha lavorato per 47 anni, dal 1979 quando lo Shah di Persia viene mandato giù, viene abbattuto e mandato via dal potere. 47 anni nei quali il regime di Teheran, invece di trovare un accordo, trovare una quadra, rinunciare anche a tutta la retorica anti-israeliana che era veramente, cioè, aizzava un certo mondo, e non è che lo aizzava a parole, lo aizzava poi nei fatti contro Israele, contro l'Occidente, ha solo preso tempo, in 47 anni, per cercare in tutti i modi di arricchire l'uranio e avere l'atomica così da non essere più toccato come ha fatto la Corea del Nord. Saggiamente dal loro punto di vista, però cioè, capite che abbiamo a che fare con qualcuno che dei problemi li causava, perché i droni in Ucraina sono di produzione iraniana, il petrolio veniva venduto da loro, quindi c'è un sistema. L'Iran era a capo, e cioè, formalmente lo è ancora, della Axis of Resistance, cioè un'alleanza delle peggiori figure che ci sono al mondo, che vanno da Hezbollah agli Houthi ad Hamas e li armano loro e li finanziano loro con i Pasdaran. Non stiamo parlando di un paese che era lì a farsi gli affari suoi ed è arrivata l'America brutta e cattiva che l'ha bombardata. Non è così. Però mi perdonete, io credo che in realtà qui non è questo il tema. Noi da bravi europei, con i nostri diritti, la nostra filosofia, ci focalizziamo sul velo, su queste cose, che sono importanti, sì, ma non sono il tema. Qui il principio è che noi ci stiamo dimenticando di un soggetto fondamentale, che è la Cina. Il dottor Borgonovo prima l'ha introdotto il tema del petrolio. L'America non è che si sveglia al mattino, Trump si sveglia al mattino perché è un pazzo psicopatico e decide di acciucciarsi il petrolio degli altri. Lo fa per una questione molto semplice, che non nasce con lui. Nasce nel 2007 con la nuova politica sull'Asia elaborata dal governo di Obama, che continua fino ad oggi e che io apprezzo, anche se l'ha fatto Obama, poi è un altro presidente del paese, a me non ne frega niente, e che diceva: caro mondo, il problema non è più la Germania, non è più il Medio Oriente, il problema è la Cina. Dal Venezuela all'Iran stiamo parlando dei due paesi fondamentali per l'approvvigionamento del petrolio e dell'energia al governo cinese. E questo è importante per noi occidentali, perché il rischio di una guerra non viene da noi. Noi siamo talmente fissati con la guerra che siamo completamente disarmati. Cioè, oggi non potremo sostenere un combattimento, lo dichiarò quando ci fu un'operazione contro gli Houthi della nostra marina militare, il ministro Crosetto, che parteciparono gli americani e gli inglesi perché la marina italiana in quel momento non poteva permettersi. Anche gli Stati Uniti non stanno benissimo dal fronte delle armi. Ieri, sì, vabbè, però rispetto, insomma, sì, hanno meglio, comunque disponibilità molto più grandi, ecco. Io sui ritardi dei treni non mi pronuncio perché non so, secondo me è una bella gara, di sicuro c'erano meno scioperi sì, però se posso concludere brevemente, il tema è questo, cioè la Cina ha dichiarato di voler in qualche modo, e l'unico modo possibile è l'invasione militare, occupare Taiwan, e per farlo ha bisogno di uscire dal Mar della Cina. In questo modo, allontanando il petrolio venezuelano, si è tagliata una parte di rifornimento in caso di guerra alla Cina, perché poi non c'è un colonialismo, ma scusa, non la c'è Cina un'occupazione, non è riceve stato petrolio occupato il Venezuela. La Cina riceve petrolio dall'Iran? Assolutamente. I BRICS sì. I BRICS La Cina dipende per il 70% delle proprie importazioni petrolifere dall'estero, Venezuela ed Iran. E non è solo questo il punto, e ho finito. Il punto fondamentale è che in questo modo gli Stati Uniti d'America, cioè il mondo occidentale, riescono a controllare due stretti fondamentali. Il primo, che già controllava grazie al Giappone, l'Australia e l'India, che è lo stretto di Malacca, e il secondo, che è lo stretto di Hormuz. Cosa vuol dire? Che la Cina potrà continuare a comprare il petrolio anche dal nuovo Iran, se ci sarà un nuovo Iran. Non penso ci saranno grandi sconvolgimenti, io personalmente. Lo potrà comprare dall'Arabia Saudita, lo comprerà in continuazione dalla Russia, ma in caso di guerra per l'occupazione di Taiwan, la nostra fortuna è che, controllando quegli stretti, grazie a queste operazioni che sono operazioni di prevenzione, operazioni di deterrenza, per quanto possano sembrare brutali, ma lo è, certo, non è mica bello, non servirà a combattere.
perché basterà semplicemente chiudere quegli stretti e tutta la catena di approvvigionamento, esclusa la parte russa, ed è qui il motivo per cui Trump non sbatte le porte in faccia a Putin, ma chiudendo quegli stretti non ci sarà più rifornimento per l'esercito e per la marina cinese. Posso dire che l'ha spiegata meglio Donghi di Crosetto? Cioè, Vabbè, non voglio... su magari questo possiamo essere tutti d'accordo, perché qui stiamo tirando fuori un prossimo ministro degli esteri. No, Donghi proprio si io. ricordi di noi, si ricordi quando verremo a bustarle al Voi ci prossimo avete governo. creduto ad invitarmi, quindi non mi dimenticherò. Noi ci abbiamo creduto. Quando verremo a bussarle al prossimo governo di centrodestra, come minimo voglio fare il direttore della Fenice. E Come soprattutto minimo. Donghi si ricordi di avvisare quando va a Dubai, diciamo. quello Sì, certo. sì. No, Allora, non lo ricordi- sapeva nessuno. Io a Dubai però non ci vado perché non mi piace. Ecco, eviti di ecco, bravo, faccia Eviti meglio, non di ci andare vada a Dubai. Cosa ci va a fare? Poi cosa ci va a fare? Anche Salvati sarà a Dubai, di sicuro, come tutti gli influencer. Cioè, Dubai No. ci vado, quelli di OnlyFans. Perché I uno deve andare a fuffaguru. Dubai? Vogliamo parlare? Perché non paghi le tasse. Allora, io volevo dire un bel po' di cose, dato che abbiamo tirato fuori tantissime cose. Allora, in primis sulle esportazioni di democrazia. Cioè, chi crede a questa favola si ricrede oggi che alle 2 il segretario del Department of War, così come l'ha ribattezzato Trump, Exet, ha dichiarato esplicitamente che l'Iran non avrà una democrazia, ma l'obiettivo degli Stati Uniti è trattare, come ha fatto col Venezuela, imporre un regime, tra virgolette, amico, in modo tale che non dà più il petrolio a, come si chiama, alla Cina, ai BRICS, eccetera, eccetera, e quindi eliminano un problema. Quindi chi crede nell'esportazione di democrazia dice una stronzata. Ma la seconda cosa è che se noi andiamo ad analizzare il clima che c'è oggi negli Stati Uniti, il movimento MAGA, capitanato anche da Tucker Carlson, per esempio, è estremamente contrario all'intervento statunitense in Iran, perché dice che è un affare di Israele, che loro non vogliono avere nulla a che fare. Ancora una volta, per l'ennesima volta, Trump ha messo davanti agli interessi nazionali gli interessi israeliani, che per carità sono alleati, tutto quello che vi pare. Ma poi, altra cosa, parliamo anche di implicazioni di questa guerra, perché oggi stiamo parlando di quello che vogliono gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, tutto bello. Però diciamo pure un'altra cosa. Quali sono le implicazioni di noi europei in questa faccenda? Il prezzo del gas oggi soltanto è aumentato del 50%. Perché? Perché da chi prendiamo il gas? Il GNL americano, che è l'altro nostro fornitore, col fatto che non lo prendiamo dal Qatar, dal Kuwait e da questi posti qua, che attualmente è tutto bloccato, è l'unico fornitore rimasto, e quindi legge della domanda e dell'offerta. Quello che succede è che è successo? Che quello che succede per la legge della domanda e dell'offerta è che quando c'è uno shortage, poi inevitabilmente aumenta il prezzo del gas. Ma poi parliamo anche di diritto internazionale, perché sì, a me va bene dire che questo non è un intervento che rispetta il diritto internazionale, eccetera, eccetera, però il diritto internazionale non veniva rispettato anche dagli ayatollah nel regime iraniano, facendo tutto quello che hanno fatto. Ma poi è anche una barzelletta in sé parlare dell'ONU oggi, dato che io vorrei ricordare che nell'ONU c'è una cosa che si chiama il veto per i vincitori della seconda guerra mondiale. Basta che Israele, Stati Uniti, Russia, Francia, Inghilterra dicono no, e anche se tutti gli altri paesi sono d'accordo, non si fa più niente. E già questo fa capire che sì, diritto internazionale quanto ti pare, ma alla fine siamo sempre capitanati da qualche padrone che decide come dobbiamo fare. Quindi io, più che adesso preoccuparmi di quello che vuole fare Trump o le implicazioni degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, io direi, ma cosa ne guadagniamo noi in tutta questa faccenda? Il gas che aumenta, il petrolio che non arriva più perché è rimasto bloccato là, e secondo me dobbiamo anche ragionare in termini un po' egoistici, cosa che non facciamo. Oggi in Europa, con von der Leyen e company, ci schieriamo soltanto a favore degli Stati Uniti senza dire nulla, e non analizziamo minimamente quelle che sono le implicazioni per noi europei. Perché sì, a me fa piacere che gli Stati Uniti aumentano la loro influenza, sono nostri alleati sulla carta, poi in pratica è da vedere, però io concretamente vorrei anche capire che intenzione hanno quelli ai vertici della Commissione europea, perché io oggi sto vedendo tutta una serie di problemi e poche soluzioni. Allora io su risposta a questo questa vorrei guerra. sentire Borello e poi Maiorino. Sì, riparto, faccio un mezzo passo indietro, nel senso, prima avete citato il pericolo nucleare iraniano, ok? Questa è una cosa di cui non mi sono mai capacitato, nel senso, ma se questi ayatollah
stavano costruendo queste armi nucleari da tantissimi anni, perché insomma non si contano più le dichiarazioni in cui Netanyahu metteva in guardia dall'imminente pericolo nucleare. Allora, o non erano capaci, erano degli incapaci, no? Ma se erano degli incapaci, allora dove stava il senso nell'attaccarli? Oppure erano, non so, non riesco a capacitarmi di questa cosa, nel senso, se erano così pericolosi, perché non li abbiamo attaccati prima? Ma se non li abbiamo attaccati prima, abbiamo aspettato oggi ad attaccarli, in cui la bomba atomica evidentemente continuavano ad avercela, evidentemente non erano così pericolosi. Cioè, non capisco il senso dell'aver attaccato l'Iran con la scusa sostanzialmente A, di esportare la democrazia che citavamo prima, B, di questo fantomatico pericolo nucleare, anche perché insomma 6 mesi fa avevano fatto un'altra missione in cui si diceva che il pericolo nucleare era stato completamente detronizzato, no? Questa cosa di presentarli come dei super cattivi, fortissimi, che devono essere fermati, mi sa più di fumetto di Topolino che di geopolitica, di politica internazionale. Mi ricordo un po' le armi chimiche contro Saddam. Poi, il fatto del petrolio al governo cinese, va bene, abbiamo tutta una serie di tematiche energetiche. Sicuramente i cinesi sopravvivono anche senza il petrolio del Venezuela e sopravvivono senza il petrolio dell'Iran, sono la più grande potenza energetica per quanto riguarda le energie rinnovabili, hanno delle capacità di investimento enormi, hanno 1 miliardo di abitanti, cioè non dipendono sicuramente da... tra l'altro il primo importatore di petrolio in Cina è l'Arabia Saudita, allora ci dobbiamo aspettare un attacco statunitense sull'Arabia Saudita per fermare la Cina a breve? Punto interrogativo. E anzi, ritengo che aver attaccato prima il Venezuela e poi l'Iran legittimi la Cina il giorno che fa lo stesso con Taiwan a dire vabbè, ma l'avete fatto voi, perché non lo posso fare anch'io? No? Per cui il principio del diritto internazionale è che se viene violato da uno, poi è facile che lo possano violare anche gli altri. Mi aspetto che la conclusione di questo discorso, anche relativamente a quello che diceva poco fa Massimo Salvati, è che siamo tutti d'accordo sulla transizione energetica. Aumenta il prezzo del gas, aumenta il prezzo della benzina, siamo sempre più dipendenti da paesi autoritari in giro per il mondo. Cosa? Se facciamo il nucleare, sì. Sì, il nucleare sì, ma il io nucleare infatti però ci vogliono 20 Se fai il nucleare sì, pensare, aspettiamo... vabbè, lo so, però pensare No, che con l'industria idroelettrica risolviamo i problemi di energia mi pare un po' in una 10 anni barzelletta. ce la puoi fare, però se ogni 10 anni aspetti 10 Adesso anni non ci verte arriverai sul mai. nucleare, Poi caro finisce Donghi, come non la verte sul Spagna, nucleare questa cosa qua, finisce ma lei come si la Spagna, immagini che un fare una pomeriggio non va legge, fare una legge sul nucleare, trovare i siti idonei, vincere un referendum perché sarebbe sottoposta a referendum, dopo che sono trovate le aree idonee costruire una centrale. Sono 20 anni che stiamo cercando di costruire il deposito per le scorie. Non apriamo il nucleare perché non sennò non nucleare, finiamo più. certo, però la tematica energetica è non apriamo sul nucleare e la transizione energetica ci rende... Il punto fondamentale, e poi mi taccio, è che la transizione energetica renderebbe lasciamo perdere l'Europa... l'energia, ragazzi, perché sennò fammi chiudere. non ne usciamo se ci mettiamo a parlare di energia. Il punto fondamentale è che la transizione energetica renderebbe l'Europa, non l'Italia, l'Europa, indipendente e autonoma da tutti questi stravolgimenti geopolitici che incidono sulle vite dei nostri cittadini, come può essere il Venezuela, come può essere l'Iran, come sono state in passato le primavere arabe e via di questo passo. Ultima considerazione, poi mi taccio per davvero, questa cosa che diceva prima forse sempre Salvati, che l'Unione Europea guarda sempre di più agli Stati Uniti. Purtroppo secondo me non è tanto l'Unione Europea che guarda sempre di più agli Stati Uniti, sono alcuni stati membri dell'Unione Europea che guardano agli Stati Uniti. Al Board of Peace non c'erano i ministri degli esteri della Francia, della Germania, del Regno Unito, però c'era Tajani. Quindi forse da farsi un esamino di coscienza dovrebbero essere alcuni dei nostri governi. Però piccola cosa no Massimo, ferma che dobbiamo fare a concludere. Pier Francesco Maiorino, mancano pochi minuti, però è stato fin troppo gentile ad attendere, quindi gli diamo la parola per la conclusione, visto che siamo bravi ospiti quasi come gli Ayatollah. Prego Maiorino. Ho ascoltato varie considerazioni, alcune le condivido, mi ha anche molto affascinato la ricostruzione di Roberto Donghi, così esposta così
diciamo in maniera così elegante, come è stato giustamente ricordato. Però sinceramente io credo che il problema, lo diceva Borrello adesso, sia un po' un altro. Cioè, qua ragazzi ci stiamo... cioè, vi piace questa situazione che si è creata? Scusate se la metto in maniera così banale, per me è terrificante, ma è terrificante perché non stiamo neanche discutendo in punta di diritto internazionale di uno schema venezuelano. Cioè, non siamo di fronte al fatto che arrivano gli Stati Uniti e Netanyahu, uccidono Khamenei e domani magari si insedia diciamo un vertice di regime, sempre un po' in continuità, come è stato detto, perché non ci sarà nulla di diritti umani, però un po' più sintonico con cioè non è questa la situazione nella quale siamo. La situazione è radicalmente diversa, è di un conflitto che durerà settimane e mesi, con un sacco di morti civili innocenti. Vorrei che anche quelli che si occupano adesso e si accorgono adesso dell'Iran e dei diritti umani in Iran si accorgessero del fatto che la situazione, le cose non sono andate neanche benissimo in queste ore su questo piano, e una situazione di destabilizzazione ulteriore dell'area che è per me molto preoccupante e di fronte alla quale bisognerebbe rispondere rimettendo in campo un'azione multilaterale. Un'azione multilaterale cosa vuol dire? Un'azione in cui non sono solo Trump e Netanyahu a muoversi e a confliggere con l'Iran, ma c'è un tentativo molto più ampio di riportare equilibrio e stabilità nell'area e di far vivere di più il tema dei diritti umani. Questo dovrebbe passare da un protagonismo dell'Unione Europea che non esiste. L'Unione Europea, secondo me, si è suicidata sulla politica estera nella vicenda di Gaza, perché l'immobilismo di fronte al genocida Netanyahu rispetto a Gaza è stato allucinante, e bisognerebbe rimettere al centro anche l'ONU o comunque una dinamica simile, sapendo che la situazione non è neanche molto favorevole da quelle parti, come Massimo Salvati ci ricordava. Però se non facciamo questo, non facciamo altro che andare, cioè siamo in questo momento in una sorta di spirale incontrollabile. Ma insomma, prendiamo le notizie sul Libano. Il Libano, Hezbollah reagisce, Israele annuncia la possibilità di un'occupazione di terra in Libano. E poi cosa sarà? Poi il conflitto verso i paesi del Golfo. Guardate che è magari un po' di terrorismo in Europa. Guardate che è un contesto terribile quello nel Condivido quale molte delle preoccupazioni. Ci dobbiamo fermare, ringraziamo tutti, potremo parlarne, magari ci ritroviamo alla prossima puntata e ne parliamo ancora, se saremo ancora qui e non bombarderà qualcuno anche noi, cosa non esclusa visto la facilità con cui si buttano robe un po' in giro dal Libano in avanti. Grazie a tutti, Matt, direi che è stata una puntata molto interessante. Abbiamo Grazie letto ai il nostri ministro ospiti. degli esteri, abbiamo trovato un'opposizione ragionevole. Che volere di più dalla vita? Un Grazie ai ayatollah. nostri ospiti, grazie anche a te Francesco, e noi ci rivediamo alla prossima puntata della Cittadella. Un saluto a tutti. Stai ascoltando